parte piano americano numero 8, tutto il resto ben a rete. Ole Fornis al comando, attaccato al largo dal numero 7 di Mad Gurguasimo, che passa prima dell'imbocco della curva, e Mad Gurguasimo è il leader. A largo avanza, dovrebbe essere il Giorginio con il numero 5 Never Capadete, e probabilmente Never Capadete avrà strada da Vincenzo Longo e Never Capadete passa al comando. Rimane a largo il 2 di Nicolas B-Power, 30 per i 400, Oriente in seconda pariglia e viene via Nicolas B-Power, va all'attacco di Never Capadete. I due se le danno, infatti 600 veloci in 44,7, con questa pista si viaggia davvero veloci. In seconda posizione c'è il 7 di Mad Gurguasimo, in terza il 4 di Ole Fornis e via via tutto il gruppo un po' sfilacciato. Mezzo miglio in un minuto spaccato, 15,2 di ultima frazione, si viaggia da 1,15 con Never Capadete che tiene a bada tutti gli attacchi di Nicolas B-Power, Mad Gurguasimo secondo alla corda e il chilometro è passato in 1,15,3. Sempre Never Capadete a controllare, viene via in terza ruota Oriente che anticipa gli avversari, Oriente rimane un po' lì, si avvicina anche Nilo del Ronco, ma Never Capadete controlla tutto. In seconda posizione c'è sempre Mad Gurguasimo, prende vantaggio Giorginio e il suo Never Capadete, rinviene anche Americano ma è ancora un po' lontano. Never Capadete in retta d'arrivo è un po' fermo ma a margine importante, si avvicinano gli avversari. Giorginio la porta a casa e con un percorso davvero impeccabile viene a vincere nei confronti di Mad Gurguasimo e Ole Fornis. 2 minuti e qualcosina, 1,15 e 1 per Never Capadete e Giorgio D'Alessandro Junior.